casa la Tisana, 80enne, uccide la moglie 78enne con un colpo di accetta alla testa, poi si toglie la vita con una coltellata al torace. I corpi trovati dalla sorella di lei, shock in paese. Gigi Codotto e la moglie Luigia descritti come una coppia molto riservata. Lo shock di figlio, parenti e vicini. C'era disagio, ma nessuno poteva prevedere una tragedia simile. Fa scaricare il braccialetto elettronico per metterlo fuori uso, ma la polizia lo scopre e lo arresta. In manette 28enne veneziano che era stato colpito da divieto di avvicinamento alla compagna. Tragedia sulla 22 a Brentino Belluno nel Veronese, coppia muore a bordo di un furgone che si schianta contro un tir fermo in piazzola di sosta. Nell'impatto entrambi i mezzi prendono fuoco. Furti nei supermercati, nelle auto in sosta e rapine violente. La polizia ha arrestato a Padova un ladro violento, autore di almeno 15 colpi. Il Partito Popolare del Nord, guidato dall'ex ministro della Giustizia e il movimento Resistere, lanciano 5 proposte di legge per modificare la Costituzione. Tra queste, il rafforzamento della legittima difesa. L'auto di servizio e autisti usati per scopi personali, tra cui andare in palestra o raggiungere il circuito di Monza per vedere la Formula 1, rinviato a giudizio l'ex prefetto di Padova Francesco Messina. In 4.000 a Treviso per il passaggio della fiaccola olimpica fino alla grande festa in Piazza dei Signori, poi il percorso verso Venezia, la fiaccola attesa a breve a San Marco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione dei nostri telegiornali l'orrore che si è vissuto in casa alla Tisana con un 80enne che ha ucciso la moglie 78enne con un colpo di accetta alla testa, poi si è tolto la vita con una coltellata al torace. I corpi sono stati trovati dalla sorella di lei, ovviamente lo shock del paese di La Tisana. L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli. Luigi Codotto, 80 anni, ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina prima di raggiungere la camera da letto e uccidere la moglie, Luigia Rossi, 78 anni, con un colpo di accetta alla testa e poi togliersi la vita in soggiorno, trafiggendosi il torace con un coltello. Tecnicamente è un femminicidio-suicidio, ma l'età della vittima e del marito, il biglietto lasciato e il contesto in cui è maturato il fatto di sangue lo riconducono ad un disagio familiare finito in tragedia. Era un disagio già trascinato un po' nel tempo. Non c'erano segnali? E come fai a stabilirli i segnali? Fanno fatica quelli che lavorano sulle teste, figuriamoci se si possono fare previsioni o pensieri di questo tipo. La scoperta dei 2 corpi senza vita nella casa al piano terra della bifamiliare in via Casette a Pertegada, frazione di La Tisana, l'ha fatta la sorella della vittima, che non riuscendo a contattarli al telefono si è recata sul posto ed è riuscita ad entrare lanciando l'allarme. Il particolare, apparentemente senza alcun senso, del non aprite l'acqua, nel messaggio scritto sul biglietto, spiega la presenza dei vigili del fuoco sulla scena del delitto. I pompieri hanno fatto verifiche sia sulla presenza di gas dell'impianto di riscaldamento che di sostanze eventualmente presenti nell'impianto idrico, con esito negativo. Sul posto il pubblico ministero Andrea Gondolo con il medico legale Carlo Moreschi. Il patologo ha indossato la tuta bianca dei carabinieri ed ha effettuato insieme ai militari del reparto scientifico il sopralluogo nell'appartamento ed effettuato l'esame esterno dei corpi. Sarà poi disposta l'autopsia per chiarire il momento in cui si è consumato il delitto e poi il suicidio. Luigi Codotto aveva alternato il lavoro di bagnino nella vicina Lignano Sabbiadoro a quello di operaio prima di andare in pensione. La moglie era casalinga. Nella bifamiliare di via Casette, al piano superiore, abita il figlio Alessio, assente da qualche giorno. Le altre 2 figlie, Susanna ed Elisa, risiedono altrove. Comunità, quella di La Tisana, che davvero non si capacita. Una situazione familiare non serena, ma nulla poteva far presagire un epilogo così drammatico per i 2 coniugi trovati morti nella loro casa di La Tisana. Lo racconta ai nostri microfoni il cognato. Vivevano molto soli, nella solitudine. Questo è quello che è accaduto purtroppo ed è terribile. Non c'erano segnali? E come fai a stabilirli i segnali? Fanno fatica quelli che lavorano sulle teste, figuriamoci se
si possono fare previsioni o pensieri di questo tipo. Come ha saputo lei quello che era avvenuto qui? È da mio cognato, che ha sposato la sorella di mia moglie, che anche lei è morta un po' di anni fa. Sgomento anche tra i residenti della zona, travolti da un evento di cronaca nera difficile da gestire. Sì, erano tranquilli, sì, gente tranquilla, insomma. Qualche bisticcio in casa se li ha tutti, ma d'altronde andavano d'accordo. Problema di solitudine forse? Sai, la vecchiaia fa brutti scherzi. Abito qua io, perché ho visto i carabinieri, tornando dietro ho chiesto all'appuntato ai carabinieri cosa è successo, è qualcosa, dopo ho immaginato subito, insomma. Ed io abito lì. Sì, no, per me erano persone per bene, non si è mai sentito dire niente. Non aveva mai avuto segnali che potesse succedere qualcosa di strano? Sì, non ci si frequentava, ci si salutava quando ci si incontrava, ma non di più. Ecco, però uscivano anche insieme? D'estate sì, magari qualche volta se li vedeva, ma non... no. L'omicidio-suicidio ha creato inoltre notevole sconforto in tutta la comunità di Latisana, come confermato dal sindaco Lanfranco Sette. Le forze dell'ordine stanno verificando i contorni di una vicenda che sta segnando la comunità, sto ricevendo chiamate e soprattutto manifestazioni di costernazione e di grande dispiacere. Purtroppo è accaduto un fatto che a volte si sente nella cronaca nazionale, cercheremo di dare supporto a chi necessita per quanto è accaduto. Quindi una famiglia perfettamente normale e al momento, in questo preciso istante, non abbiamo elementi da poter riferire, anche per opportuna privacy, però quello che può essere detto appunto è che non vi erano procedimenti in essere, insomma. Violenza e maltrattamenti alla compagna incinta, arrestato un 28enne veneziano che faceva scaricare il proprio braccialetto elettronico appositamente per eludere i controlli. Faceva scaricare il braccialetto elettronico per metterlo fuori uso, la polizia lo scopre e lo arresta. Già colpito dal divieto di avvicinamento alla compagna, il 28enne è ritenuto responsabile di maltrattamenti e di aver intenzionalmente evitato di caricare il bracciale, rendendo così inefficace la misura. L'indagato era stato denunciato dalla compagna lo scorso ottobre ai poliziotti, che ne avevano delineato un grave quadro indiziario. Il giovane, infatti, nell'arco dei 4 anni di relazione, dalla quale recentemente era nata anche una bambina, avrebbe sottoposto a frequenti vessazioni fisiche e psicologiche la donna, maltrattandolo anche durante e dopo la gravidanza e non contribuendo ad alcun sostegno economico. Così il tribunale aveva disposto nei confronti dell'uomo la misura di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con la relativa applicazione del braccialetto elettronico. Gli investigatori del commissariato di Mestre, specializzati nell'ambito della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, hanno continuato a monitorare la situazione, trovandolo in un'occasione oltre la distanza disposta dal giudice e accertando inoltre che l'uomo non caricava il dispositivo, vanificando di fatto il sistema di controllo. Ci sono volute diverse ore per riaprire l'autostrada del Brennero all'altezza di Brentino Belluno, dove nella tarda nottata si è registrato un tragico incidente stradale costato la vita a un uomo e a una donna. Lo schianto, poi le fiamme, i corpi sono stati recuperati tra le lamiere. È una trappola di fuoco quella che si trovano davanti operatori e forze dell'ordine quando non sono nemmeno le 4 del mattino. Siamo sull'autobrennero all'altezza di Brentino Belluno, sul confine tra provincia di Verona e Trentino. È qui in direzione sud che si scatena l'inferno, con un furgone che tampona un tir fermo su una piazzola di sosta non distante dalla stazione di servizio Adige Ovest. L'impatto è violentissimo e i 2 mezzi prendono velocemente fuoco. Non aiuta il fatto che l'autoarticolato trasporti un
un grosso quantitativo di carta. L'attivazione dei soccorsi è immediata, sul posto l'elicottero di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco di Avio, Trento e Bardolino, mentre il conducente del tir esce illeso. Quello del furgone, che a targa slovena rimane intrappolato tra le lamiere, viene estratto morto. Stessa tragica fine per la donna seduta al suo fianco. Per i rilievi interviene la Polizia Autostradale di Trento, che si interfaccia per l'intera giornata con il consolato della Slovenia. L'obiettivo è quello di dare un'identità alle due vittime. Paralizzata per diverse ore la viabilità, tornata nella norma solo a tarda mattinata. Intanto l'indagine dovrà chiarire il perché della traiettoria letale. Furti nei supermercati, nelle auto in sosta e rapine violente. La polizia ha arrestato nella città del Santo, a Padova, un ladro seriale. L'episodio più grave che l'ha visto protagonista è stata una rapina lo scorso 4 giugno in Larga Europa a Padova, dove per rapinare un uomo di 78 anni di un bracciale in oro del valore di 8.000 euro l'avrebbe fatto cadere procurandogli lesioni con una prognosi di 7 giorni. La polizia ha rintracciato in via Tiepolo, al Portello, un uomo di 34 anni, italiano, sospettato di essere l'autore di questa rapina e di altri 14 episodi di furti e rapine commessi a Padova, in zona Portello e in provincia. Per l'uomo è stato richiesto l'arresto. Molti i furti nei supermercati e di biciclette, oltre alle spaccate alle auto. A luglio ha anche aggredito con lo spray al peperoncino il proprietario di un'auto che stava svaligiando. Nei mesi scorsi era stato anche fermato in pieno centro città con in tasca un coltello. Ora per l'uomo si sono aperte le porte del carcere in attesa del processo. E c'è anche il tema della sicurezza, del rafforzamento della legittima difesa, in particolare tra le proposte di legge che sono state presentate questa mattina in Consiglio regionale dal Movimento Resistere di Riccardo Szumski con il Partito Popolare del Nord, un partito che è guidato dall'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli. Vogliamo introdurre il principio dell'inviolabilità del domicilio in Costituzione anche sotto il punto di vista della legittima difesa. C'è l'inviolabilità del domicilio tra le 5 proposte di legge di iniziativa popolare presentate dall'Aula Fallaci di Palazzo Ferrofini a Venezia. A sostenere quella sulla legittima difesa l'ex ministro della Giustizia Castelli. L'obiettivo è quello di modificare l'articolo 14 della Costituzione e gli articoli 52 e 53 del Codice Penale. La Costituzione sancirà che la legittima difesa nel proprio domicilio è assolutamente inviolabile. Credo che sia un provvedimento che va addirittura secondo la morale naturale, perché, ripeto, il domicilio è il luogo dove l'individuo cresce, svolge le sue attività familiari e quindi è un luogo, direi, dal punto di vista laico sacro. Per far diventare legge la legittima difesa servirà a raccogliere almeno 50.000 firme. Noi abbiamo fiducia anche perché oggi c'è un nuovo sistema, un nuovo strumento che è quello di firmare digitalmente presso il Ministero della Giustizia. Con la legittima difesa da parte del Partito Popolare del Nord anche la proposta di modificare gli articoli della Costituzione relativi ai comuni montani per promuoverne l'autonomia delle province. Da Resistere Veneto arrivano invece le altre proposte, dalla sanità all'introduzione dello studio della storia veneta nelle scuole, dunque la modifica all'articolo 9 della Costituzione. Quello che abbiamo detto in campagna elettorale lo facciamo, l'abbiamo già cominciato a fare su un'altra proposta che è quello degli ambulatori per vedere di aiutare i danneggiati da vaccino, e a maggior ragione questo che è un cardine della nostra proposta identitaria dello studio della storia, e poi ci sarà anche quello della lingua nelle scuole. Riteniamo che sia fondamentale nell'epoca della globalizzazione dare la possibilità alle persone di conoscere la propria storia per formare una identità consapevole. Indagato per indebito utilizzo degli agenti e peculato d'uso andrà a processo l'ex prefetto di Padova Francesco Messina. Al centro dell'indagine 53 viaggi con l'auto di servizio, e questo per scopi personali.
Andrà a processo l'ex prefetto di Padova Francesco Messina, a cui veniva contestato un uso personale indebito delle auto di servizio e degli agenti. L'accusa per il prefetto era stata derubricata in peculato d'uso dopo che il funzionario aveva restituito allo Stato 6.600 euro per ripagare il presunto danno erariale. Una cinquantina di episodi che venivano contestati a Messina nel periodo in cui era stato prefetto di Padova, come quando si sarebbe fatto accompagnare con l'auto blu a vedere il Gran Premio a Monza o quando si sarebbe fatto venire a prendere dagli agenti nella sua abitazione di Milano, oppure accompagnare mentre era impegnato in un incontro a Roma dal suo sarto di fiducia a Caserta. Per alcuni di questi episodi Messina si era giustificato spiegando che il prefetto è in servizio 24 ore su 24. Il giudice per l'udienza preliminare, dopo aver ascoltato sia Messina che il suo avvocato che ne richiedeva il proscioglimento, si è pronunciato sul rinvio a giudizio chiesto invece dal pubblico ministero che ha coordinato l'indagine della polizia. La prima udienza è prevista il 10 giugno. L'ok del Senato al ritorno delle province elettive in Friuli Venezia Giulia riaccende il dibattito anche in Veneto e in tutti i territori ordinari dove le province sono di fatto azzoppate dal 2014, l'anno della riforma della Rio. Un segnale politico che auspicabilmente dovrebbe estendersi a tutta l'Italia, superando i limiti della legge del Rio ormai superata. Potrebbe quindi innescare un effetto domino anche sui territori ordinari l'ok definitivo del Senato alla riforma del nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia, che prevede per l'appunto il ripristino delle care vecchie province, passando attraverso l'elezione diretta di presidenti e consigli. Proprio il Friuli, forte della sua autonomia, era stata la prima regione addirittura ad abolirle, cosa non riuscita nemmeno alla riforma del Rio del 2014, che di fatto le aveva svuotate di mezzi e risorse, ma non soppresse, relegandole a semplici enti di secondo grado. Il caso friulano a questo punto dovrebbe smuovere la discussione generale con quasi tutte le forze politiche che sul tema hanno più volte cambiato idea. Possiamo dire che da 2 anni ormai è fermo in Commissione Affari Costituzionali del Senato la discussione sulla riforma. Tutte le forze politiche, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, avevano presentato delle proposte per il superamento della legge del Rio e per il ritorno all'elezione diretta. In Commissione a Roma c'è un testo unificato, la cui adozione più volte è stata data per imminente. Adesso bisognerebbe ripristinare la discussione in commissione parlamentare e vedere se entro la fine della legislatura si può arrivare a una definizione. Questione di rappresentanza, competenze e ovviamente risorse. Le province in generale hanno un po' recuperato grazie al PNRR, ma oggi la coda lunga del PNRR finirà e quindi abbiamo bisogno di dare la possibilità di dare ancora ulteriori risposte alle comunità, e lo si fa se c'è piena rappresentatività e quindi un'elezione diretta del Presidente e del suo Consiglio e le necessarie risorse per dare risposte alle funzioni che vengono date alle province. Il meteo regionale prevede per il pomeriggio sera di domani e il mattino di sabato probabili modeste nevicate fino ai fondovalli dolomitici, con possibile interessamento anche di quelli prealpini. Non è escluso qualche fiocco di neve su qualche settore dell'alta pianura e nelle zone collinari. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate con validità dalle 16 di domani alle 14 di sabato 24 nei fondovalle alpini e prealpini. Neve invocata da tutti, in vista ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina e intanto il nord-est si gode il passaggio della fiamma olimpica questa mattina a Treviso. Ve l'abbiamo raccontato in diretta, adesso vi raccontiamo in diretta l'emozione nel veneziano con Ilaria Marchiori e Simone Merlo. Dove ti trovi, Ilaria? Buonasera. Buonasera anche a te Cristian, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo in questo momento, siamo a bordo di un taxi acqueo a poco distanti da Piazza San Marco. Devo dire che lasciatemi, concedetemelo, uno dei momenti davvero più suggestivi di questo passaggio della fiamma olimpica. Vi faccio vedere
il campanile di San Marco. La fiamma arriverà alle 19, è partita nel pomeriggio da Mestre intorno alle 14:45 per poi arrivare qui a Venezia, ovviamente prima in Piazzale Roma, e poi c'è stato il primo passaggio davanti a Ca' Farsetti nei pressi del ponte di Rialto. Questa è la 46esima tappa italiana del passaggio della fiamma olimpica. Come potete immaginare, quello che sarà lo spettacolo suggestivo tra pochissimo proprio in Piazza San Marco alle 19, quando arriverà e quando vedremo l'accensione proprio in Piazza San Marco. Presenti ovviamente anche il sindaco Brugnaro, che abbiamo visto passare anche lui a bordo di un'imbarcazione poco fa, e che ha definito un momento unico ed emozionante per tutta Venezia e tutti i cittadini e i visitatori. Un onore per noi essere la tappa dell'accensione della fiamma di un percorso che riconosce il ruolo storico e tradizionale che Venezia ha saputo consolidare e costruire nel tempo. Tra l'altro parliamo di un ritorno dopo 20 anni dal famoso 2006, e tra l'altro proprio i giochi olimpici dalle loro origini sono il tema del carnevale di quest'anno qui a Venezia, che inizierà tra pochi giorni, alla fine del mese, e per cui è una festa continua all'insegna delle Olimpiadi. Per ora da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio, ci vediamo tra poco. Ci vediamo assolutamente fra poco, Ilaria Marchiori, con te e con Simone Merlo. Quindi grande attesa per la fiaccola olimpica, per la fiamma olimpica in Piazza San Marco, dopo le grandi emozioni vissute questa mattina a Treviso, sia in Piazza dei Signori che in Piazza Borsa. Tutta la città ha accolto la fiamma, tedoforo d'eccezione, Red Canzian, ma vi racconteremo tutto per filo e per segno nel corso del nostro telegiornale di Treviso a partire dalle 19:30, con le immagini di Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto, il racconto di Daniela Sizia con Alberto Pivetta. Insomma, una grande serata olimpica anche quella di questa sera su Antenna 3. Per il momento è davvero tutto dal Veneto, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Buona serata.